Siamo con Pietro Crosara al termine della partita di Adema Occherolio Bassano Hockey Valdagno, una partita finita 6-1, mai in discussione, e i Roller, diciamo, che ha giocato una partita praticamente perfetta, non hanno mai lasciato spazio agli avversari e quasi ad ogni occasione sono riusciti a concludere. Cosa è mancato questa sera al Valdagno vista dalla pista, Pietro? Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, sapevamo che questa pista è molto difficile, soprattutto perché con questo scontro il Bassano ci è passato davanti, eravamo già a pari punti, adesso c'è sopra di 3. Era uno scontro lì per le zone calde dei play-out. Sì, abbiamo iniziato secondo me abbastanza bene anche. Il problema è stato continuavamo a tirare, la palla non entrava. Il Roll è stato bravo alla prima occasione, ha fatto un tiro da centrocampo con una buona deviazione e ci ha fatto gol, e da lì ne abbiamo preso un altro che stava ancora pensando al primo e dopo è andata come è andata. Sì, in effetti, visto dal mio punto di vista, siete partiti molto bene, con bel dinamismo, e lo dico anche in telecronaca, fatevate girare bene la palla, mantenendo sempre il possesso voi, obbligando gli avversari a chiudersi. Poi effettivamente dopo il gol siete un po' tornati voi a chiudervi e concedendo a loro lo spazio. Ma cosa è stato che non vi ha permesso di riuscire a venire fuori da quella situazione? È il problema che abbiamo da quest'anno, continuiamo a creare occasioni ma non la buttiamo dentro, e alla fine quando loro ci fanno un gol, ce ne fanno un altro, noi andiamo giù di testa, e è un problema per noi questo, perché dopo recuperare i gol è dura, quindi dobbiamo cercare di migliorare sotto quell'aspetto lì, dobbiamo cercare di allenarci molto di più, molto meglio e con più intensità. Ecco, tu sei un giovane che gioca anche in Under 19, allora per tutti i giovani che stanno crescendo nell'hockey, vuoi dare un consiglio oppure dire il tuo punto di vista da com'è giocare in una categoria senior come la 2 e all'Under 19? Quali sono le differenze più sostanziali? Beh, secondo me la cosa più fondamentale per fare questo salto di categoria è l'intensità e avere un po' di fisico, un po' di chili, perché vedo anch'io che faccio fatica molta a giocare a livelli alti, a livelli alti qua in A2 e qualche volta anche in A1 quando faccio gli allenamenti, e probabilmente quella è la differenza molto più grande tra queste due categorie. Ok, quindi adesso torniamo al campionato. Un Valdagno che mi sembra si troverà il Correggio, giusto? La prossima partita. Quindi come prepariamo questa settimana? Questa settimana ci viene in casa il Viareggio, cioè il Correggio, sarà una partita molto difficile, là non è andata proprio bene, e cercheremo di fare il meglio possibile per provare a portare a casa qualche punto.